Prova. Adesso sta andando solo sul palco. Ok, ok, ok. Va più. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Adesso stai presente che stanno rispondendo le spie. Saranno loro da lassù. Adesso non ti stanno
metti a metà. Prova. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti, benvenuti a questo evento dedicato al Polesine e a tutte le persone migrate negli anni 50-60. Mi chiamo Carlotta e i miei nonni sono polesani e ora vi recito una poesia del poeta Cesare Lorefice. La poesia si chiama Arcobaleno sul Delta. Là, tra nebbie arcane, sotto cieli plumbei, ancor non brilla il sole, astro nascente, danza al cipresso e si contorce. Svolazza e il vento l'accompagna al gemito di un flauto lento, mentre il tuono di un tamburo sode sempre più vicino in lontananza. S'acquieta il vento in un crescendo di rombi martellanti, piovono gocce tra tanti fulmini che squarciano l'orizzonte come pugnali di cristallo. Quando meno te l'aspetti, dalle nuvole grigie irrompe un ponte di colore, un arcobaleno, così puro, madre perlaceo, che l'aria sconfina nell'acqua e la rinfrange. Inscindibili, cielo e mare si abbracciano come due amanti esausti a sancire l'incontenibile fluire del Po al mare. Grazie. Auguro a tutti voi una buona e divertente serata. Lascio la parola all'organizzatore dell'evento e della serata, nonché mio nonno Antonio Ferri. Buonasera a tutti, grazie che siete così numerosi. Una serata in amicizia, ho visto prima molta gente abbracciarsi, baciarsi, stringersi la mano. Questa è una serata dove molte persone erano anni che non si incontravano. Io ho cominciato con amici grugliaschesi, lo devo dire con molto orgoglio, 22 anni fa. Purtroppo molti di questi miei amici, tra il Covid e altre malattie, se ne sono andate. Però nel mio cuore ho un ricordo indelebile, perché si sono ricordati di festeggiare e di onorare anche la gente polesana nel 50° anniversario dell'alluvione. Un pensiero commosso a Paolo, Luigi, Virginio, Eligio, Carlo, Prele, Ferraris, Burlino e Giusto De Quino anche. Sono stati loro i promotori che mi hanno coinvolto in questa avventura e sono contentissimo di aver iniziato 22 anni fa e poi ho proseguito a distanza di 5 anni, fino al 2011, quando la giunta Mazzù ha voluto onorare la gente polesana, il Polesine e i polesani grugliaschesi, perché da molti anni che siamo qui, con un largo Polesine. Abbiamo fatto una bella cerimonia, sono venuti diversi sindaci, siamo rimasti molto soddisfatti. Quando penso a queste cose mi viene in mente anche quando ero ragazzino. Io l'alluvione l'ho vista perché facevo la quinta elementare e mi ricordo quella povera gente che era sugli argini dei fiumi, dico il Po, perché io sono di Corbola e il mio paese non è stato alluvionato.
e la mia famiglia ha ospitato 2 fratelli di Belombra. Mio papà gli ha dato 2 stanze così, non c'era riscaldamento, non c'era niente, però avevano un giaciglio per poter vivere. E poi mi ricordo l'emigrazione, quelle famiglie povere, con tanti figli, dove cominciavano con il primo, lo chiamavano primo, che avevano bisogno di un riscatto sociale, e Grugliasco le ha accolte. Le ha accolte a fine novembre 51. Il sindaco di allora si chiamava Giovanni, adesso ho un Giovanni Arduino, grazie. Giovanni Arduino, che praticamente su consiglio del governo, allora il primo ministro era De Gasperi, e De Gasperi aveva nominato un commissario per il Polesine ed era un piemontese, era senatore Giuseppe Brusasca, era di Alessandria, non ha nominato un veneto, uno di Rovigo, di Padova, ha voluto nominare un piemontese perché, che se ne dica, i piemontesi sono sempre state persone rette, basta pensare a Luigi Einaudi o altri personaggi della storia e della cultura piemontese. E questo senatore ha fatto grandi cose e ha invitato i sindaci delle grandi città, della Lombardia, del Piemonte, eccetera, di accogliere questi alluvionati, non chiamiamoli profughi, chiamiamoli alluvionati perché l'alluvione era capitata così, disgrazia, il Po si era ingrossato e lo sappiamo bene. E avevo ospitato nell'ex ospedale psichiatrico, si dice dagli archivi del comune, 220 persone. I grugliaschesi di allora, del cuore grande e generoso, fornirono viveri, abbigliamento e raccolsero anche tanti soldi, perché questa povera gente era venuta via coi panni che avevano addosso, nemmeno il fagotto, come si dice dalle nostre parti. E tutto questo ci fa pensare, perché poi queste famiglie, via l'acqua dei terreni del Polesine, qualcuno è tornato, ma molti sono rimasti e si sono guardati attorno com'era il paese di Grugliasco, perché allora faceva circa 7.000 abitanti in quegli anni lì. E qui cominciavano a sorgere le grandi aziende. Nel 1960, che io sono venuto, Grugliasco era considerata una delle città più industriali d'Europa. C'era la Pininfarina, la Bertone, la Vignale, la Comau, qui dove c'è il centro commerciale c'era le spazzole, ma si chiamava Manifattura Spazzole, e la ditta si chiamava Venus, i spazzolini da denti, eccetera, e lavoravano centinaia di donne. Quindi era una città appetibile. E queste persone che avevano bisogno di un riscatto sociale si fermarono e di lì cominciò l'immigrazione del Polesine. Questa è un po' la nostra storia. Non abbiamo chiesto niente, siamo venuti qui in punta di piedi, con molta umiltà, per lavorare e formarsi una famiglia e far studiare soprattutto i nostri figli. Adesso il mondo è cambiato, abbiamo televisioni, doppi servizi in casa, c'è un certo benessere anche se esiste una certa crisi, però i tempi di allora, credetemi, io ragazzino c'ero e vedevo tanta gente povera. C'è stato un riscatto e questo è merito di tutti, è merito della città, dei cittadini di Grugliasco e un po' di merito, penso, ce l'abbiamo un pochino anche noi, perché ci siamo messi a lavorare. Molti veneti appena arrivati facevano 3 lavori e alla domenica e il sabato si sono costruiti la casa qui dietro, via Bandiera, via Mameli, via Rosselli. Sono tutte palazzine che i primi veneti che sono venuti se li sono costruiti. C'è stata molta buona volontà e questo deve essere un esempio. Questa sera giovani non ce ne sono, però bisogna fare qualche sacrificio. Se hai qualche sacrificio puoi ottenere qualcosa, altrimenti le cose non vengono regalate da nessuno. Io non la voglio tenere lunga, eccetera,
posso dirvi che sono contento che siate così numerosi, ci sono molte autorità e quindi vi dico soltanto due cose, perché me le sono scritte. Innanzitutto ringrazio la nostra amministrazione, nelle persone del sindaco, che questa sera purtroppo è assente per impegni amministrativi e fuori Italia. Però al posto suo c'è il dottor Dario Lorenzoni, che è l'assessore ai gemellaggi e alla promozione della città. Vorrei ringraziare i due funzionari del comune, il dottor Fabrizio Pasquino e il dottor Mario Damosso, che hanno collaborato con me. Un ringraziamento particolare al dottor Giuseppe Barricada dell'Associazione Coità Grugliaschese per la grande collaborazione che mi ha dato nell'organizzare questa serata e la giornata di domani. Infine saluto il sindaco, ci ha onorato il sindaco di una città vicino a noi, il sindaco di Colegno. Anche Colegno Francesco Cassiano, anche Colegno ha ospitato un sacco di polesani, come Rivoli, come il Pignano, e quindi io credo che anche queste città, praticamente che hanno denominato anche loro il Largo Polesine, meritano soprattutto un grande applauso. Sono venuti dal Polesine il sindaco di Adria, Massimo Barbuiani, il consigliere Romani Fabrizio, la consigliera comunale di Portoviro Chiara Bovolenta, Nerino Albieri, dirigente del gruppo sportivo di Bottrighe, storico, scrittore, inserito nel mondo del volontariato, Gilberto Maddalena, presidente associazione Memoriale Comandante Umberto Maddalena, eroico trasvolatore polesano. Saluto le delegazioni e associazioni polesani nel mondo, di Alpignano col presidente Gagliano del Passo, da Beinasco i coniugi Rizzato e Giuliano e Graziella, da Nichelino il presidente Polesani nel mondo Bettin Roberto. Saluti dagli amici di Chieri e di Biella, m'hanno telefonato. Adesso vi lascio allo spettacolo, penso di aver parlato fin troppo, e poi ci risentiamo a metà spettacolo in cui le autorità daranno il loro saluto. Grazie e buona serata.
Parco regionale Veneto del Delta del Po, il gruppo folcloristico Bontemponi e simpatica compagnia di bottrighe presenta lo spettacolo Ciacole, Cante, Bali e Filò. Buon divertimento! Compasibili la gente una volta, con tutto che lavorare, aver anche la voglia di cantare. Eppure allora in campagna egli era tutto un coro, che fosse drio sapare o vendemare, tirar la cano a spiegare, mai smetteva di cantare. Intonava una ose solitaria e tutto un coro, assentivi per l'aria. Colanda del cantare, forse, agli era man fatica a lavorare. I Bontemponi! Che bello venire qua con la nostra gente! Guarda, fate un applauso a Valtri! Feve, signor Benedetto, Contarina, Bottrighe, Adri, Portotolle, Rosolina, guarda quanta bella gente! Loreo, Corlungo, Concrevà, Curici, Scardvari, signore, tutti! Quanti sia da Grogliasco veramente qua, veda? 1, 2, 3, 4, beh, in minoranza, dai, io già perso. Ma vi ricordate 2 anni fa col Covid? Gli artisti, i da farsi il tampon prima, che non sa mi sia abbastanza, beh. Allora tutti a farsi il tampon alle 4 da vecchi in farmacia. Ma signor Benedetto le andava bene perché sennò si catava qualcuno e ne spedeva a casa, o forse ligava la corriera, non lo so. E dopo gli attaccava anche la pastiglia qua, tanti i gadana supposta, dico, ma cosa, ascolta, dico, ma che tampon sei di fare? Poi era uno, gli dice, il dottore qua di Grugliasco, Mazzu, sì, la manda un altro dottore perché gli insegna i muti a parlare, come i muti a parlare? Vediamo che uno la cuccia con le braghe giù e le mutanze su, arriva sto dottore e va a dire, tum! E fa il muto, vieni di manca, ti insegno la B. Ma signor Benedetto, tutto Grugliasco succede, tutto Grugliasco. Adesso poi, lei pensa, la prima volta che siamo venuti a cantare qui nel 2001, 22 anni fa, a chi era già allora il funzionario dottor Mario Damosso, le va appena attaccare a lavorare, il cognome è un programma, perché manda sempre le mail
dal gabinetto del sindaco. Ma dico, da mosso dal gabinetto del sindaco, chi questo Kilga sempre la diarrea, somminami. Ma che tempi, che tempi. Le ora di attaccare a cantare, vero ragazzi? Posso andare? Vai. Allora adesso faremo un canto vecchio di 200 anni e parla proprio dei donne polesane di una volta, porete, che andava e mai faceva tutto loro, ma andava in campagna, metteva i fioi, ma che da staseva drio al suo marito, insomma era proprio da na. Allora dalla voce di Mirella, Marideve Purputele. Senti sti applausi chi è proprio de casa, senti che bello! Pensa uno da Bellombra, Tony Pissotti, leva a mandare con l'alluvione a stare a Milano e sa la catà fortuna, anche lui si è messo a lavorare e chiama i parenti, dopo 2 o 3 anni venivano a vedere, dice con che sono messo, io riparti, ciappa il treno, sti chi da Bellombra, mai sta fuori da casa, arriva a Milano, stazione centrale, e va fuori, ilese le vie per andare a cattare i suoi parenti. Voi siete qui. Non fai a saperlo, dice. E allora sai, catta la via e dice, ma che modernità, che è a Milano, dice una roba così, mia l'ho mai vista. E già dopo 15 giorni va a casa e si sente a disnare, ti senti chi dà il tempo, Milano -2, a dispina chi si sei in corto e dice che siamo via. Ma che modernità, signor benedetto. In campagna quella, aveva 3 fioi. Le verità, anche a questo da Bellombra, pensa. Sapevo che è Bellombra? Lei è in provincia di Concreva. E allora, fa il più grande papà, adesso che sono laureato, dice, mi tolgo la macchina. Ma quale macchina? Che è il motore da comprare, con tutta la tempestà che sta st'inverno e mi ha rovinato tutto, a piede va conto mare. E l'altro ragazzoglio dice, papà, adesso che sono diventato perito, mi tolgo il scooter. Ma qua scooter dice che il motore da comprare, la tempesta che mi ha rovinato tutto, a piedi con tuo fratello e tua mamma. E il più piccolo, e dice, papà, esco a finire le medie, dice, posso tornare una bicicletta, me la comprito? Ma quale bicicletta, dice, con tutto quel che è successo, ha il motore da comprare, ha il colera sempre schei da spendere, a piedi, dice, con tuo fratello e tua mamma. Niente quello, il vede il gallo sull'ara, vesora la gallina,
E va là sto ragazzolo, a piedi disancati perché chi va tutti a piedi. Come si fa a torse una che ha la gamba di legno, noccio che guarda da una parte e che altra? Una roba impossibile, però lui è si innamora stesso. Dimostrazione è che l'amore supera tutti i difetti. Come si fa? Una gamba fatta di legno e quell'altra di legno l'è fatta sotto un piede la canna patata, ogni passo un inchino la fa. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Laga un occhio che guarda levante e anche l'altro che guarda ponente. Quando la vede un po' cadescente, tutto il mondo che parte vedere. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Laga un naso de pero codogno, pien de bruschi de vermi di intrighi, che nasce perfino dei figli, qualche neppola e qualche melon. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. La gana bocca che parla bottega come quella che vende il carbone. La gado denti che pare do seghe, tutti mal segna cuno de bon. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. La cadorecce che pare dovele e dovele con barca e timone. Quando tira un poco di vento la ti impianta un grande balcone. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Laga i cavi che battaglia delle, tutti rissi che fa spareselle, che nasce perfino le par croste de pan brustola. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. La gado tetica pardo sacchette, do sacchette tu in aleva. Laga un culo che pare un tamburo cilindro e pistone. Come si fa quando la vedo mi resto incantata. Come si fa, lei è proprio quella che m'ha innamorata. Dovremmo anche salutare qui che devo guardarmi in televisione in diretta sul nostro canale YouTube. Ciao a tutti, anche qui che a casa! Che tempi di sino, pensa questo qua, facoltoso de Torino, andava sempre in gran ristoranti. Un giorno era tutto occupato, dice, senti, andrò sulla prima betola vicino alla stazione, e va dentro su sta osteria, e si senta, e c'è in mano il menù.
una roba alla buona, insomma bisognava accontentarsi, e vede il cameriere. E lui ha sempre il menù. Il signore gli dice, ma io i piocci? No, gli dice, abbiamo solo quello che c'è nel menù. L'altro là, e va in sto gran ristorante, non vi dico il nome di Colegno, perché qui il sindaco dopo va subito a dirlo, e si presenta e si senta, il signore gli dice, di primo un attimo, gli dice questo qui, e ciappa la forchetta, pignoletti in brodo, tortellini di Reggio Emilia e Bologna insieme, misto mare, pasta e fagioli, questa gli dice. E va in cucina, ciò gli dice, che uno là che il naso alla forchetta, e sono tutti i nostri primi, ascolta che ho molto da fare, gli dice, porta che da mangiare, ne sta preoccuparti, va bene, porta su sta bella minestra di fasoi fumante, signore di secondo, un attimo, gli dice, ciao l'altra forchetta, arrosto di tacchino al forno, coniglio in umido, lonza ai ferri di maialino con erbette, quello gli dice, va l'adlaccio, è sempre quella, gli dice, e il naso alla forchetta e sa tutti i secondi, ascolta adesso penso dice il paron, col dessert, Gina la lava piatti, ciappa scuglierin e mettiti in tel dedrio, ma scherza lo dice, cioè aveva paura di stare a casa la Gina, e insomma sa che da sto scuglierin, signore di dessert, un attimo dice, ma la Gina lavora ancora qui? Che tempi, che tempi! A proposito di mangiare... A proposito di mangiare, adesso vi facciamo ascoltare una canzone che dedica a un pesce che da entri là in Polesine e si pesca. Ed è tanto buono, che sarebbe Se il pesca bisatto. se magna? Il bisatto. E quindi vi facciamo ascoltare le anguille del Po. Ti voglio raccontare di un pescatore che passa la sua vita lungo il Po, di giorno lo percorre sulla barca, di notte cosa faccia non lo so, pesca luce dal porelle ma si esalta con l'aquila che a Milena piace tanto da morire. Le aquile del Po, le aquile del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le aquile del Po. Le aquile del Po, le aquile del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le aquile del Po, le aquile del Po, le aquile del Po, che di Milena ti voglio portare un bel giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le aquile del Po. Irena si è stancata delle aquile, gli dice amore caro cambia un po', per pescami un'orata ed un nasello, ma lui risponde questi pesci no, questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo aquile qui sul Po dovrai mangiare. Le aquile del Po, le aquile del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le aquile del Po, le aquile del Po. Le aquile del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le aquile del Po, le aquile del Po, le aquile del Po, vieni Milena ti voglio portare un bel giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e vieni a pescare le aquile del Po. Questi pesci son di mare, qui non c'è niente da fare, solo aquile qui sul Po dovrai mangiare. Le aquile del Po, le aquile del Po, sono le più lunghe, più grosse, più belle le aquile del Po, le aquile del Po, le aquile del Po, si fanno pescare, si fanno mangiare le aquile del Po, le aquile del Po, le aquile del Po, vieni
voglio portare un bel giorno sul Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e viene a pescare gli anguille del Po, e porta la lenza e tanta pazienza, e viene a pescare gli anguille del Po. Del Po, i Bontemponi. Guarda che il dottor Marcello Masuni combina una per colore, E che mina stasera, ma me la paga questa qui, dove lo dà assessore distante? Disi che lo aspettavano anche stasera, e se va che parliamo di lui, e che indica uno a Colegno sempre, che è un dottore anche qua che gli insegna a parlare ai balbi. E allora sto qua, dice, te sapessi, dice, come ho fatto a imparare a parlare abbastanza, dice, dammi l'indirizzo di Scavago anche a me l'altro. E allora va, si presenta a Colegno e dice, dottore, dice, ma manda il suo collega, ma su, e dice, da, grugliasco, dice, e mi ha detto che lui gli insegna a parlare anche a lui. Sì, dice, per 15 giorni mangi tutto per via retale, che non è né corso alemanno e neanche corso Francia e neanche via Dante. E allora, va, dopo 15 giorni va il controllo sempre a Colegno. Buongiorno, dottore. Buongiorno, dice, come indegna? Abbastanza bene. Ma sai che devo fare? Sodrio, mangiare la cicca. Che tempi. Vai. Adesso faremo una canzone fiamma maliziosa, proprio una canzone di una volta, dove che sta questo ragazzo che vuole incantonare a sua ragazza. Qua siamo tutti ragazzi. E vuoi incantonarla, però ella fa finta che non è che piace, invece che piace. Se te tocco. Si toma
E dice, a me pare, dice, dottore, che mia moglie la sia messa male. Che è successo? Dice, per me le diventa frigida. Ma ascolta, guarda, è un nuovo ritrovato appena arrivato dall'America. Lei è una pistola a salve. Una pistola a salve, sì. Ti va, la ordino e la fa un rumore particolare. Ti lasci che la sia netto pronta, sanuda. E dopo ti te fatto, te vai in camera, te spari e te vedrà che rassa di caloria che viene fuori. Allora, dottore, me la ordina. Allora, arriva sta pistola, e la pronta in camera, lui parte il vadrento con la pistola, e l'attacca tutta a tremare, la nuda, e lui, pum! Dottore, che conta una spusa, da cosa? Da cacca una spusa? Ma è la morta, è la svegnu, se l'ha fatta addosso, no, dice, ho aperto l'armadio e se l'ha fatta addosso l'amante, che era new catalla, che era nudo dentro l'armadio, porco scanà. Remigio, è il nostro fisarmonicista, anche lui si rivolge al dottor Masù stavolta ancora. Mi dico che stanotte si insegna, dottor Masù. E allora... E dice, la Luciana, dottore, che siamo già de tappe, e fa guarda che è una polverina che arriva dall'America. Alla sfida, quando che la Luciana ti dice, Remigio, mi metti su il latte, perché butti dentro la polverina in latte che viene una caloria, una voglia di uomo. Vabbè, allora Remigio, prova. Arriva Remigio, e lui fa, ma invece allora butta su la polverina, prepara il latte. Cioè, dice caloria e la caloria anche a me, butta su una polverina anche all'interno del latte, e va in netto, dopo 5 minuti a cena. Oddio Remigio, che caloria e che voglia di uomo! E lui, anche a me voglia di uomo! Remigio! L'altro là, e va in camera da letto, e via a casa un giorno prima, e faceva il camionista, e dice... Sua moglie, ma cosa ha fatto a casa? Ti piuttosto che ti è nuda, dice, ma la dice, ho caldo, ma qual caldo? Dice, siamo in gennaio, e ho caldo, a te fa il piccolo che era in parte, che fa, papà, uomo, sa caldo che il piccolo, ma là avrà insognato, papà, uomo, ma come uomo? Ma no, sai i piccoli come chi è, papà, uomo, e tira su le querte, e guarda, aveva un uomo nudo là sotto. Ti dice che sia la prima e l'ultima volta che ti fa paura il mio Putin, eh? Adesso faremo una canzone che alla fine la parla proprio dei corni. Sì, dei corni. E la dice che se tu ti becchi che avesse il lampione, oh ragazzi qua che sarebbe no, non dico qua per carità, ma che sarebbe una gran illuminazione. Una volta che era... Strike
una volta che era niente vera, ma proprio niente adesso, che tutto anche a massa. Le donne le vuol parere sempre giovane e le va a tirarsi dappertutto, le mucce le vrun, le mucce tutte le parti di plastica, è vera? Una contarina e la tanto tiracla che va al buso del scappamento. Chi la faceva? Chi aria, pensa? E insomma questa qua la viene a sapere che è un bravo chirurgo a Petorassa. Sì, allora la parte, la va, dottore, la dice, a vorrei rifarmi la patatina. Signore, dice, mi ha detto che lui è specialista. Dice, signora, me la fa sapere. E allora la tira fuori. Sì, insomma, la fa vedere neanche, Remigio. Guarda chi te guarda, vedo tutto anche il pelo, eh? E di pelo si tratta, e allora dice, signora, no, che siamo messi proprio da can, male. Chi ha niente da fare? Volendo, signora Xaria, che siamo dovuti sperimentare un impianto nuovo, metterissimo su una reccia di vacca. Cosa? Sì, perché guarda, la che somiglia, la che ha il pelosetto, manutenzione poca. Va bene, dottore, proviamo, a sa che niente da fare, proviamo con questa reccia. E allora fa l'impianto, dopo 15 giorni la va a ballare, la catta il marmiton, che subito la porta a incantonarsi. È un fiebriago anche al andiamo a casa, a chiara il fuoco, che toccava a boire. E allora scava su e lui guarda. Mi dice, non viste dei biondi, dei more, anche rossi, dice. Ma addirittura una che avesse il cartling del consorzio Tacale, va mai vista, dice. Che è ora di ballare, signore. Ecco, Vito, ti tieni una brutta lingua e ti è maestra anche. Conta che quella là, sì, perché una volta le donne non sa fare la lissia, po', è vera. Sì, e una la chiede in parte che l'altra, intanto le lavava e la faccia, ma ti, hai mai provato l'orgasmo? No, la dice, mi sono sempre cattata tanto bene con la varichina. Che tempi! Balemo sull'ara quando che si faceva Ganzega, Furlana, Polesana, i Bontemponi.
Pullana Polesana, i Bontemponi. I Bontemponi, Pullana Polesana. Per le strade del nostro vecchio Polesine girava un personaggio vestì in modo strambo con pesse in colorì, una bretta coi fiori in testa e il torototava de qua e de là in cerca de carità, contando fole, discorsi, pettegolissi, in cambio de un'ombra de vin, un poco de salamin, un fia de legna per scaldarsi. Sto personaggio i che domandava: ma da dove viento? Avegno dall'Adlada Po. Ma quando cagliera l'Adlada Po, i che domandava: da dove viento? Dall'Adlada Po. E a sé nessun i sapeva da dove veniva. De 3 giorni che cammino per venirla a ritrovare. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. O parona me fago avanti per venirghe a domandare. Sono il toro, toro, totela, che domanda la carità. Sono il toro, toro, totela, che domanda la carità. La ruma in la cardenza che qualcosa la catarà. Sono il toro, totela, che qualcosa la medarà. Toro, totela, che cosa la medarà. La varda in il cardenzin e la medaga un salamin. Sono il toro, toro, totela, se ne lungo taglia a metà. Sono il toro, toro, totela, se ne lungo taglia a metà. Mi me piace la polentina, specialmente con la. Mi piace tanto toro, totela, toro, totà. Polenta oppure patate, la medaga in te sacchettini. Sono il toro, toro, totela, la sacchetta ho preparata. Sono il toro, toro, totela, la sacchetta ho preparata. La ringrazio tanto tanto che in antrano mi vengo ancora. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. Sono il toro, toro, totela, sono il toro, toro, totà. A me torno al mio paese che si catta la da po'. Sono il toro, toro, totela, che si catta la da po'. Sono il toro, toro, totela, che si catta la da po'.
Adesso faremo una canzone che sta scritta dalla nostra corista Lorella e la musica del nostro maestro Sergio Salmi. Ecco, questa qua è la storia di Sergio Salmi però, ragazzi, perché Sergio Salmi che la dedica alla moglie. Ecco, lui lei si senta in terrazza, là che pensa al suo passato, qualche giraffiolo qua e là, e dopo incontra l'amore e adesso lei è felice col suo amore. Vero? Devo guardarne da casa, lei in diretta. Grazie. Ciao, grazie, ciao. Ciao, grazie. Allora, a me ricordo. Bravi Sergio e Lorella. Valtri savi Grignan dove clevera? Grignan e dice, chi è che è da Grignan qua? Che qualcuno? Ah, ne è uno, Vito. Conoscivito Neno da Grignan? Anche lui un poco balbo, qui che in tutti i paesi un poco indrio, no? E allora Neno come indegna, oh, sa te sa vissi, a t'ho visto, sa, ieri in bar, sa fasivito con quel biondon 25 carati, sa te sa vissi, ma ascolta, aspetta che ti conta, ti bianco un macchinon, sì, allora noleggia, e poi lo portai in albergo, allora coricata sul letto nuda, e poi ho taccato a buttare un poco di talco paglieri, ma t'ho fatto il manco, aspetta, sa te savissi, dice, ho messo 5 gocce di profumo Chanel numero 5, ma t'ho fatto, no, aspetta, un fiala, mi ha detto che la voglia l'atmosfera, e io dico, che atmosfera voto, dico, i lampi, sì, e allora acciappava il peretto, cicche-ciacche, ma ha fatto, ma aspetta, la mi dice, che vuole anche la piova, e ho tolto un cacadin con l'acqua tevia, perché se la era calda, la brusava, perché era nuda, e allora cicche-ciacche con la mano, e poi la cianciava in del muso, no? Ma ha fatto il manco, ma aspetta, te savissi, la vuole anche il tron, e allora, mi cicche-ciacche con la mano, con l'altra, cian, la cianciava in del muso col piede, tum, in la persiana. E dopo la dice, a buria, ancora più tron?
Ma tu fatto il manco? Ma dovuto caffè sì, e dice con che il tempo carriera. Oh, demo il marca? Romy? Demo il marca. Oh, adesso abbiamo la nostra Rosina che va al marcà. Qua su bella sesta, la va al marcà, l'unica compra i pumi, al marti, i cacchi, e ogni giorno compra qualcosa di buono. Anche perché dobbiamo fare anche un altro così al giorno d'oggi, andare ogni giorno per riuscire ad arrivare a fine mese. Allora, egnarà quel di. Vignerà quel di luni, la va al marcà a comprare i pumi, luni i pumi. E fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. Vignerà quel di martì, la va al marcà a comprare i cacchi, martì i cacchi, Luni i pumi, e fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. Vignerà quel di mercoledì, la va al marcà a comprare le nespole, mercoledì le nespole, martì i cacchi, Luni i pumi, e fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. vignerà quel di Giove, la va al marcà a comprare le ovi, Giove le ovi, mercoledì le nespole, martì i cacchi, Luni i pumi, e fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. vignerà quel di Venere, la va al marcà a comprare la Cenere, Venere la Cenere, Giove le ovi, mercoledì le nespole, martì i cacchi, Luni i pumi, E fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. vignerà quel di sabato, la va al marcà a comprare l'abito, sabato l'abito, Venere la Cenere, Giove le ovi, mercoledì le nespole, martì i cacchi, Luni i pumi, E fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. vignerà quel di festa, la va al marcà a comprare la vesta, sabato l'abito, Venere la Cenere, Giove le ovi, mercoledì le nespole, martì i cacchi, Luni i pumi, E fine non avrà, e la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. E la rosina bella la va al marcà, col senso della spesa le rivelerà. Una volta le prime macchine, quella 500, quella morosina, so dall'arsere de po', questo qui la prima volta, lo arrivo a parlarsere, il dieselù, ti bacerei tutti i tuoi capelli dorati, ti bacio tutti gli occhetti turchini, ti bacio su questa boccuccia di rosa, ti bacio sul collo, ti bacio sulle tetine, ti bacio sull'ombelichino, ti bacio su dite e fatto quella che scappa aria. Ehi, tigogliosone, porta pazienza, che dopo tocca anche a te. Che tempi, che tempi.
il dottor Masù, pensa che una volta che si presenta uno, e dice, dottore, come l'intundeo? E dice, va, dedrio se pare cavat nudo. Ma come dottore? Dice, ma come l'intundeo? E tutti il dottore sogna me. Va bene, allora il va là. E catta un altro uomo nudo. Ascolta, il dice, ma ti dovgat male. Mi dice, era venuto a portare la posta. E adesso siamo a metà e diamo la voce al nostro dottor Antonio Ferri. Perché Antonio è qui! Ma io vorrei anche Paola Maddalena, vieni Paola, vieni. Perché Tony e Paola sono qui! Dov'è la Paola? Paolina, eccola qua la nostra Paolina. È un peccato che passa il tempo, Tony. Guarda quante robe che abbiamo ancora da fare. Dì che là in anagrafe a Grugliasco ti porti un capon, ti porti una gallina, ti ferma tutto quando andiamo avanti. Ciao Paola, diamo un applauso. Paola Maddalena. Che ormai tante robe ve le abbiamo date, abbiamo dato CD, targhe, roba. Stasera abbiamo fatto una cosa fatta interamente a mano da Micaela Bagatin, tutti i pezzi unici che fa a mano, tra l'altro la farà la copertina anche del nostro CD. Versilo. È di Adria. Micaela Bagatin, sindaco, conosci bene, è vero? De squaccia che porta fortuna, sbrega tutto. Eccolo qua, dipinto a mano, Bottrighe, fallo vedere. 14-15 ottobre 2003 a Paola e Antonio con amicizia, che è sempre una bella amicizia. Grazie a voi. Aspetta che facciamo la foto per la stampa, gira il piatto. Abbiamo Bettini 2 qua. Ero lì su il manco, mi mette 3 ore per fare una fotografia. Grazie Nicola. Ragazzi, allora che ho messo il bicchiarino a una Santa Apollinare la settimana passata, poi ti ha spinto addosso e allora ti toccava. Amici, prima di chiamare le autorità locali e quelli che sono venuti dal Polesine, volevo spendere 2 parole per questo gruppo. I giornali locali, il Gazzettino, il Resto del Carlino, la Voce di Rovigo li hanno definiti gli ambasciatori del Polesine. Perché ambasciatori? Perché questi nostri amici, oltre che girare il Triveneto, si spingono a Trento, a Bolzano, a Treviso, escono anche dal Veneto e vanno in città tipo Grugliasco e raccolgono dei fondi da devolvere a dei bambini sfortunati, bambini che hanno problemi oncologici, bambini diversamente abili. E tutti gli anni nel mese di luglio, se non erro, fanno la serata d'onore dove raccolgono questi fondi che raccolgono nell'anno, li devolvono a queste persone bisognose e sfortunate. Quindi io vi invito a fine serata, se potete dare un qualcosa, quello che potete. Ci saranno 2 signore alle porte e quindi è un gesto benevolo. 2 anni fa hanno raccolto più di 1.000 euro e hanno pubblicizzato Grugliasco in tutte le piazze del Triveneto. Vi ringrazio. La giornata di domani alle ore 10 ci sarà la Santa Messa in San Cassiano. Finita la messa vi sarà il corteo con le autorità locali
e le autorità che sono venute dal comune di Adria e di Portoviro e sfileremo fino alla cappella di San Rocco, dove c'è Largo Polesine, che è stato denominato nel 2011. Quindi vi invito a partecipare perché sarà una seconda manifestazione bellissima. Adesso chiamo sul palco il dottor Dario Lorenzoni, assessore ai gemellaggi e alla... Lorenzoni, sei assessore ai gemellaggi e allo sport e un altro hai diversi incarichi. Sì. Poi chiamo sul palco il sindaco di Colegno. Francesco Cassiano, grazie che sei venuto. E noi cogliamo l'occasione per... Chiamo sul palco il sindaco di Adria, Massimo Barbuiani. No, tranquillo. La consigliera comunale di Portoviro, Chiara Bovolenta. Grazie Massimo. Quanti mandati hai fatto Massimo come sindaco? 4. Il sindaco di Adria ha 4 mandati. Va bene. Adesso lascio la parola al nostro assessore che vi porterà il saluto della città. A te Dario. Grazie Antonio, buonasera a tutti. Intanto voglio ringraziare i Bontemponi perché mi hanno sempre raccontato delle vostre performance e devo dire che trasmettete veramente una gioia, un piacere, un'allegria che raramente si vedono, quindi grazie davvero a voi. Gli altri ringraziamenti, oltre alle autorità presenti, quelle ospiti, e Francesco che è un amico della città qua vicino a noi, a Mario Damos e a Fabrizio Pasquino che hanno collaborato alla realizzazione di questo evento. Grazie, un applauso fatelo pure. Alla comunità grugliaschese rappresentata da Beppe Barricada qua presente. Ma tutto questo non sarebbe possibile senza Antonio. Antonio è una macchina che non si ferma mai, quindi davvero un grazie a lui perché senza di lui tutto questo non sarebbe possibile, davvero, grazie. Noi ci mettiamo la faccia, ma tutto il lavoro lo fa veramente lui e quelli che hanno collaborato con lui. Io normalmente mi piace informarmi quando vado da qualche parte e mi sono letto la storia del Polesine, questa tragica alluvione che c'è stata nel 1951. Ci sono state una serie di coincidenze che hanno fatto sì che si verificasse questa tragedia. Purtroppo si ripetono ancora oggi, non è servito abbastanza. A seguito di quella tragedia molte famiglie sono venute qua, ha detto prima Antonio, Grugliasco era una piccola cittadina, probabilmente non sapevano dove erano finiti. Quindi la prima generazione è venuta un po' inconsapevole, però si è ambientata, si è trovata bene evidentemente. E adesso siamo alla terza, quarta generazione, le famiglie... le persone nate nel Polesine a Grugliasco ad oggi sono 633 se non ricordo male, ma siamo alla terza, quarta generazione, per cui arriviamo probabilmente a più di 1000, una comunità numerosissima. Però vuol dire che i primi sono capitati qua, ma gli altri hanno scelto di stare qua, quindi noi siamo contenti che sia stata una scelta e siamo contenti che continui questo rapporto, queste relazioni fra noi e il Polesine. Antonio nella sua introduzione ha trasmesso veramente l'emozione di quella tragedia. Noi ci siamo emozionati Antonio, quindi davvero vuol dire che è un sentimento che tu hai. E il Polesine è una comunità, come è una comunità la zona ovest, Francesco, città di Collegno, Grugliasco, Rivoli, Alpignano, tutte le zone qua intorno, che hanno qualcosa che li accomuna, come voi. Voi avete una tragedia, ma non solo, avete altre cose che vi uniscono, noi anche. Io mi limito a questo, vi ringrazio. Ho visitato le vostre zone, io sono stato da bambino, quando ero piccolo, a Donada, a Contarina, grazie ad un amico che è qua presente in sala.
lo ricordo bene, spero di poter tornare a trovarvi. Davvero grazie e sono curioso di vedere il proseguimento. Grazie davvero. Mentre parlano gli altri amministratori, io provo a chiamare il mio sindaco che è all'estero, come ho detto prima, perché aveva piacere di salutarvi. Proviamo a fare questo tentativo, se si riesce dal telefono lo metto vicino al microfono, vediamo se riesce a fare il saluto. Grazie davvero, buona serata. Grazie Dario. Adesso do la parola al sindaco della città di Colegno, Francesco Cassiano. Grazie di cuore, bentrovati. Ma devo dire che solo pochi giorni fa avevamo qui ospiti la comunità di Gaiba, il sindaco di Gaiba. Noi siamo gemellati, abbiamo fatto 20 anni insieme. Ecco. E in questo piccolo comune si è anche inventato una cosa semplice, perché nel Polesine ci sono tanti prati e loro hanno inventato un torneo Gaibledon che è diventato famoso non solo in Italia, ecco, quindi è molto famoso, quindi si, come dire, consolida una tradizione che i veneti hanno anche belle idee, quindi è veramente bello abbracciarvi tutti, dire che la zona ovest è molto vicina al Polesine. Tra l'altro bisogna anche ricordare che qui alcuni, magari questi nomi risultano familiari, i Ruzza, i Zanella e i Grandi arrivarono qui prima dell'alluvione e quindi fecero poi da ponte proprio in quel tempo complicato. Ecco, quindi veramente c'è stata sempre una voglia di trasferirsi in un luogo che però dava la possibilità, attraverso ovviamente la grande impresa, di cambiare un po' la vita. E noi oggi invece vediamo che dobbiamo farvi i complimenti, perché il Veneto è sicuramente una di quelle regioni, dopo la Lombardia, no? Che ha veramente saputo mettere a frutto il sapere e le qualità della sua gente. E grazie anche ai Bontemponi perché guardate che la cultura regionale si sta perdendo. Ecco, quindi voi continuate per favore a portare avanti le tradizioni locali, perché ad Antonio in segno di amicizia, agli amici di Portoviro e Adria, il nostro gonfalone. Grazie di cuore. Allora, abbiamo in linea il sindaco che, come ho detto, all'estero per impegni non poteva essere qua, però aveva piacere di provare a salutare. Proviamo a vedere se lo sentite. Emanuele, prova. Buonasera a tutti, spero mi sentiate. Sì, benissimo. Buonasera. Mi farebbe davvero tanto piacere essere lì con voi, ma attualmente mi trovo in Spagna per un impegno preso tanti mesi fa e che purtroppo non è stato possibile né rimandare né spostare. Intanto ringrazio il nostro concittadino Antonio Ferri, a cui vi chiedo di fare un applauso sentito, perché è riferimento alla nostra comunità polesana Grugliasco, perché ci mette tanta passione e impegno, ha dedicato tantissimo del suo tempo all'organizzazione sia della serata che della mattinata di domani. A oggi ci sono 633 persone che sono originarie della provincia di Rovigo, che risiedono a Grugliasco, con i loro familiari che da tante generazioni, insomma, parlano ormai a migliaia di persone. E un caloroso saluto particolare lo vorrei rivolgere anche ai Bontemponi. Insomma, non ho potuto assistere allo spettacolo per ovvi motivi, ma insomma penso che, come sempre, come mi è stato raccontato, sarà un bellissimo spettacolo che permette ai polesani di Grugliasco di rivivere per una sera lo spirito della loro terra. Anche se a distanza vi faccio veramente un caloroso saluto e buon divertimento, visto che la serata, insomma, è comunque all'insegna anche della risata. Davvero un abbraccio a tutti. Grazie Emanuele. Grazie. Buon lavoro. Do ora la parola al sindaco di Adria, Massimo Barbuiani. Buonasera a tutti, grazie. Porto i saluti della mia città, una città come molte città del Polesine segnata da quel 14 novembre del 51.
permettetemi di ricordare in questa occasione un sindaco che aveva poco più di 21 anni, era il sindaco più giovane d'Italia, si chiamava Sante Tugnolo, e che insieme alla prima donna senatrice Lina Merlin portarono avanti in mezzo a mille difficoltà tutto quello che era arrivato nel nostro territorio. Tutte le problematiche legate a quella alluvione, 100 morti, 180 sfollati. Anch'io ho tanta gente che è venuta qui in Piemonte a lavorare, a Beinasco, e poi anche a Biella, a Borgomanero, perciò tanta gente è arrivata qui. Ma oggi è un momento veramente molto bello, noi siamo molto legati ai nostri polesani che hanno lavorato, che hanno ancora i calli nelle mani, perché sono veramente gente operosa che ha sempre dimostrato di essere persone di buona volontà. Oggi veramente è una bella giornata, i Bontemponi poi l'avete detto tutti quanti, lo sappiamo, ormai sono un'icona e viva i Bontemponi perché rallegrano e portano in giro quelle che sono le tradizioni popolari del nostro territorio. Anch'io ho portato qualche cosa, se magari vi invito, se passate per Adria, vi fermate, e vi farebbe molto piacere e vi farò visitare, abbiamo delle eccellenze anche noi, abbiamo un museo, abbiamo il pane più buono del mondo, la ciabatta è nata ad Adria, dalle sapienti mani di Arnaldo Cavallari, perciò magari una bella ciabatta farcita con la mortadella appena tagliata, veramente penso che tutti quanti qua apprezzino molto. Ecco. Ringrazio anche, ho vicino a me il consigliere Romani che è venuto con me e ho portato anch'io un po' di cadeau, va bene? Poi ci riscambiamo. Grazie. Volevo ricordarvi, signor Sindaco, che nel 1982 il comune di Grugliasco denominò Via Adria, quindi Grugliasco anche Via Adria. Adesso lascio la parola alla consigliera di Portoviro, Chiara Bovolenta. Buonasera a tutti, sono Chiara Bovolenta e porto i saluti di tutta l'amministrazione del comune di Portoviro. In questa occasione leggo, perché ritengo che la tecnologia sia importantissima, però questa lettera resterà agli amici di Grugliasco come testimonianza. Leggo una lettera le cui parole sono scritte dal nostro sindaco Valeria Mantovan. Partecipare a Grugliasco in occasione di questi 2 giorni di festa dal titolo Grugliasco ringrazia il Polesine, vi mando un caro saluto. Purtroppo impegni istituzionali non mi hanno permesso di essere lì con voi, anche se il comune di Portoviro è ben rappresentato dalla nostra consigliera Chiara Bovolenta e dai nostri concittadini. Sono trascorsi 72 anni dall'alluvione del Polesine del 1951, evento catastrofico che colpì anche il nostro territorio, lasciando intere famiglie senza tetto, determinando così l'emigrazione verso mete più sicure e tra queste anche Grugliasco. Sono molto orgogliosa delle famiglie polesane che hanno dovuto lasciare la loro terra e trasferirsi qui a Grugliasco e con sacrificio, impegno, forza, costanza e determinazione si sono rimboccati le maniche, doti tipiche della gente del Polesine, e sono riuscite a trovare un lavoro e ad avere una buona posizione sociale e ad affermarsi in società e creare solide imprese che ancora oggi sono operative e fanno girare l'economia oltre che garantire posti di lavoro. Un abbraccio ai nostri polesani ormai inseriti nella città di Grugliasco, ma con il cuore in Polesine, e un grazie a tutta la comunità. Un caloroso abbraccio anche al gruppo corale folcloristico Bontemponi e Simpatica Compagnia che portano allegria con i loro canti e balli. Il sindaco Valeria Mantovan.
Questo lo consegno a Ferri che ne terrà buon uso. A queste parole del sindaco io volevo sono partita proprio con questa frase quando il signor Ferri mi ha incontrato in comune. La vita è un viaggio, ma per non perdersi non bisogna dimenticarsi delle nostre origini e delle nostre radici. E il viaggio che ho fatto oggi per venire qua, insieme a una delegazione di Portoviro che ringrazio calorosamente perché mi hanno appoggiato. È una delegazione di Portoviro e come sapete Portoviro è nato come comune città 1995 dall'unione di Donada e Contarina. E qua ho anche il piacere e ringrazio vivamente, qua presente con noi c'è stato e c'è l'ultimo sindaco di Donada, Tessarin Alessandro. Anche perché dopo Tessarin abbiamo avuto la storia con la città di Portoviro. E un grazie a tutti voi e specialmente a Ferri che ha avuto questa brillante idea da tanto tempo, perché l'unione, le radici, essere qua vicino a voi, ricordatevi, io sono un po' meno vecchia ma con il cuore grande perché conosco e ho conosciuto quello che è stato l'alluvione dei miei genitori, ho conosciuto quello che è stato il sacrificio di voi che avete lasciato le bellezze del Po che vi ha dato anche una tristezza, per venire qua e trovare nuova fortuna. Ma lo so benissimo che il vostro cuore, le vostre volontà, le vostre fantasie sono sempre state nella nostra terra. E io essere qua presente è un onore e un orgoglio per la città di Portoviro e per Grugliasco che mi ha aiutato a venire qua. Grazie. Grazie Chiara delle belle parole. Grazie Chiara. Io a nome dei polesani grugliaschesi consegno al dottor Lorenzoni 2 libri. Un libro è di un famoso aviatore degli anni 20 e 30, il tenente colonnello Umberto Maddalena, conosciutissimo nel Veneto ma conosciuto in tutto il mondo. Le prime trasvolate Roma-Tokyo, Roma-New York, Maddalena su quegli aerei che stavano appena volavano, appena è riuscito a fare queste trasvolate. E poi è stato denominato l'eroe della tenda rossa. Ricordate il dirigibile Italia col comandante Nobile che era caduto al Polo Nord, e si dice che Maddalena abbia scoperto la tenda rossa. Quindi un eroe praticamente polesano, come pure se avete recepito la musica all'inizio della serata, ho voluto rendere onore a una cantante lirica. Prima che mia nipote leggesse la poesia, c'è stata la musica della Madame Butterfly. Quella cantante, quella soprano, era polesana, era di Corbola, era niente poco di meno che Rosetta Pampanini. Voi non l'avete magari recepito perché era musica operistica, però Corbola ha avuto una grande cantante che si chiamava Rosetta Pampanini e ha cantato in tutti i teatri del mondo ed era la favorita di Toscanini, è una delle cantanti favorite di Toscanini. Quindi complimenti alla storia polesana. Bene, adesso il sindaco di Adria deve consegnare. Sì, è un libro del Grotto, lo storico adriese, famosissimo, e al collega sindaco di documentazione sul Delta del Po che lei spero abbia l'occasione di venire. L'ho fatto. Allora conosce benissimo. Mi venga che io sono un amante della bici, facciamo un giretto insieme. Se passa da quelle parti ci fermiamo da Valeria e dalla consigliere e poi ci andiamo verso Porto Tolle.
Però vi vogliamo vedere in braghe curte con la fassa, tutti e due. Bene, io direi a questo punto... Anche noi abbiamo un piccolo pensiero, è il nostro terzo CD, a Natale uscirà il quinto. La foto che è un tramonto che avevo fatto io al Balutin, a Corvola, all'isola del Balutin. Alcune delle nostre canzoni, a lei che ci ascolta per la prima volta e al signor Sindaco di Colegno. Grazie. Viva il buon tempo. Grazie. Io volevo solo riportare i saluti del dottor Mazzu, che fischieranno le orecchie credo stasera, perché però ci teneva, mi ha chiamato apposta, si scusa perché è fuori città, per cui non può esserci, Le però mandi un è stato abbraccio. citato, posso dirgli che è stato citato più volte. Mandi un abbraccio, forse un modo per scusarmi che da parte mia ma anche da parte di tutti noi, Va perché bene. lo abbiamo conosciuto e ci Grazie siamo davvero. incontrati anche a Portoviro anni fa con la banda cittadina. Bene, allora adesso prosegue il programma con i Buontemponi e poi vi sarà un piccolo intervallo che vi sarà prima della fine una sorpresa. Alla fine la sorpresa. Grazie. E allora, per rompere il ghiaccio, aspetta che i nostri musicisti si preparano. Sta canzone qua, pensè, le sta scritta nel 1930 e la faceva parte di un'operetta satirica sulla vita paesana di Chiani a Botrighe. Sta operetta aveva 250 personaggi più l'orchestra, scritta nelle parole dal maestro Danilo Venturi e per la musica dal maestro Danilo Venturi per la musica e per i testi dal professor Vito Rossati. Allora st'operetta la fineva con l'inno al nostro paese e credo che un piccolo paese che il via l'inno è per Nantri un motivo di grande orgoglio. E quindi per tutti gli altri, per i Butriganca che chi, per tutti, o Botrighe! Industria, un paese
Una volta portava tutto a casa, il fruttarolio, il fornaro, il lattarolio. Signora, latte, signora, zzz, questo qua. E viene in sottoveste, mette su il latte, signora. E il didrio, latte, signora, latte, zzz, in 2 pezzi. Latte, signora, la mattina io mal dice adesso penso mi, sono le braghe, sono le mutande. Zzz, latte, signora, verso la porta. Adesso Marì. E il che dica a sua moglie che se la paga mina il latte, ma mattina pisso sulla porta. E l'altro là, e va dal fornaro e dice, e mi dà 4 kg di pan. Ma ti è dati solo, dice, guarda che ti diventa duro, e allora 8. Allora, sta canzone che adesso vi facciamo ascoltare, pur avendo una musica allegra, orecchiabile, è un fil triste, perché la parla di un ragazzo che guarda via militare e guarda essere l'amorosa, e ora che regala, perché si ricorda che regala un ciuffo dei capelli, dammi un riccio. Dammi un riccio! 84 anni seccata col suo amico. E allora, come bene, non dice, am soccata una da 30 anni dalla Romania. Oh, sì, come va? Beh, non, fa sempre l'amore. Alla mattina, alle 6:30, fa l'amore. Quando mosò, facciamo colazione, fa l'amore. Alle 10:30, fa l'amore. A maniamo, dopo mangiare, prima di fare il riposino, fa l'amore. A slevemo alle 5, bevemo il tè, facciamo l'amore. A snemo, andiamo in letto presto perché facciamo l'amore tutta la notte. Porco scanà, che razza di vitalità!
Ma da quanto tempo è che te va avanti? Attacco l'uni? L'altra là? La Sachirida, sì. 84 anni anche lei. Quante 84 anni Ghecchi? Curioso, se domanda mai alle donne quanti anni che è vera? 83 e mezzo, no. Beh, insomma, questa chi la va dal dottore e le vuole farsi il cecco. Signora dice il check-up? Quello, dottore. E allora, per piacere, la scava nuda. Le dirò il separè. Dottore, ma nuda madre? Nuda madre con farsi a fare il check-up. Vabbè, dottore, sto pronta. La viene fuori, tacca a guardarghe. Dottore, mi dica qualcosa. Dottore, mi fa stare in pensiero? No, signora, riassomina a capire, perché in testa le è tutta bisa. E là, lei è ancora come una ragazzina da 20 anni. Dottore, ma voglio mettere le preoccupazioni che mi da questa, con le soddisfazioni che mi da l'altra. Certo, adesso mia tia che Adesso mi tocca anche a fare il vecchio, perché manca il vecchione e la bretta dov'è? E dov'è il tuo cappello? Ehi, dove vado con la mia bretta? Tieni. E lei in mano e mi cerca la bretta. Perché adesso mi lavaria da sposarmi con un vecchio. Senza denti anche mi tocca fare. No, ma ti sono un brutto vecchio e mi sono una ragazzina, posso sposarmi con un vecchio così? Posso sposarmi? Allora adesso affimo i volca mia marida. I volca mi marida, con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. I volca mi marida, è morosino che no, è morosino che no. I volca toga un vecchio, con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. I volca toga un vecchio, le vecchio in malona, e le vecchio in malona. La sera col vainetto, con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. La sera col vainetto, sputate qua e di là, e sputate qua e di là. Al ciappo pennareccia, con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. Al ciappo pennareccia, Mario voltate qua, e Mario voltate qua. Mi c'è un povero vecchio, Con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. Mi c'è un povero vecchio e mi voglio riposare, e mi voglio riposare. Tu vivi torna vecchia, Con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. Tu vivi torna vecchia e nella vostra età, e nella vostra età. no tosta giovinetta, Con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. Non tosta giovinetta per farla consumare, e per farla consumare. Mi sono una giovinetta, con le gambe in su, con la testa in su, con le braccia in mano. Mi sono una giovinetta e ne voglio divertire, e ne voglio divertire. alla Coppa de Grugliasco, che era il manco. Ah, Colegno, mi sono sbagliato. No, si va mina da buono. Comunque, alla Coppa de Colegno, Italia un ragazzino giovane a lavorare in macelleria. E allora sto ragazzino che si presenta a uno e dice: volevo un pollo polacco. Allora il ciappa il polastro, sto ragazzino che lo dà, e sto chi tira fuori un deo, lo mette in tel dedrio il polastro.
No, dice questo qua è inglese. E lo dà inglese. E sto ragazzolo dà che un altro polastro, lui cambia deo, naturalmente se ne sia stesso odore, no? E la del dedrio anche questo. No, dice questo è un pollo spagnolo. E allora dà che indrio il polastro, cambia il polastro ancora, cambia deo ancora, stavolta con la dedina. No, dice questo è un pollo francese. Senta, dice sto ragazzino, mille poco che lavoro alla COP e so anche un trovatello. Voglio dirmi per piacere da dove vengo? Alla COP. A proposito della COP, chi era uno che insomma qui nasceva in netto, e faceva un baccano, faceva sempre aria, ne so se vi capita a altre donne, vostro marito, decles vimna, tutte le sere, la dice la basta, la dice, forse l'odore non tanto, ma chi era un, faceva un baccano, la dice, te fa morire del crepacuore, ma va là, dice, sì, la dice, ma vate a far vedere, tutte ste scioptà, la dice, va a finire che te va fuori le budelle da dedrio, ma va là, ti è mata, ti, insomma, la che non poteva più. Alla mattina Drio la va alla COP, la dice al macellaio, e andava per piacere delle budelle di boh. Allora le dà. Alla notte tutto un tronare, tutto. Alle 6 della mattina e la sleva per andare a fare i fatti e lui le imparte. La ciappa le budelle di boh, le mette là vicino, la va su, alle 8 te senti. La zora. Tony, maietti? Sì, dice, a te che viene sonsa, a me da fuori tutte le budelle per dedrio. Ma tu senti male intanto che le andaseva fuori? No, dice, ma rimetta alle dentro, sì, tanto male, tanto. Chi voto che va a casa stanotte con la gente compagna? Io ho visto prima, anche se mi abituavo a vedere le signorine che era tra Grugliasco e siamo a dormire a, come si chiama, a Orbassano, sì, Garasone. E era una signorina là con tutta quella gamba purina, la faceva anche a avuto mi andare a portare un panino con la salsiccia, sì, beh, non, e dice che l'altro, la gana ha fatto indigestione tutto sto tempo, porta anche la salsiccia, ma che... Adesso quando candenga cag mette in giù Maurizio, lei si è Maurizio, guarda che personaggio, guarda. Fa più presto a saltarlo che ne girare intorno, guarda. Mirella, adesso una roba seria. Sì, meno male, no. Eila, ma che mi ha fatto un dispiacere fino adesso. Ascolta, dammi un bicchiere anche questa che la mettiamo sotto la sedia, che anche sai la pacciarina là sotto, guarda. Signor benedetto. Vabbè, fammi seri adesso, questa sì. Allora, in tante trasferte che creiamo rapporti d'amicizia, è sempre bello, veramente tanto bello. E dopo si mantiene anche certe amicizie che portiamo in giro per il tempo. E allora abbiamo pensato di portarvi una canzone che parla di questo e parla dell'amicizia. Sicuramente tanti degli altri la sale, poco che abbiamo imparato. E volevamo dedicarla a tutti gli amici, Antonio, la città di Grugliasco, però in particolare a un nostro amico che mancava poco e questo quindi soprattutto Renato, amici miei. Vive
vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei. Quando ritorna la malinconia, questa canzone canta insieme a noi. La tua tristezza poi se ne andrà via e scoprirai in noi gli amici tuoi. A volte basta solo una parola detta ad un amico che è un po' giù, fare un sorriso che in alto vola, torna la vita, di nuovo si va su. Amici miei, sempre pronti a dar una mano, da vicino e da lontano, questi sono gli amici miei, amici miei, pochi e veri amici miei, mai da soli in mezzo ai guai, questi sono gli amici miei, questi sono gli amici miei. Amici miei. Avvocato, la disela, voglio dividermi da me. Marie, basta anche a lui. Una sposa questo, ogni tanto il bacanco è una sposa e non poteva più, no, al lavoro tutte le sere. Ma scusa signora, dice, bisogna, la porta le prove. Ecco qua, la dice, una fotografia. Fotografia, dice, ma lei è una camera da letto? Sì, la dice, lei è la mia, la guarda. Ma chi dice, la vedo il letto? Sì. Il comodino? Sì. Le basù? Sì. Non vedo altro, la guarda bene signora. La guarda Gesù Cristo con Clemesso. Che tempi, che tempi. Sì. Adesso? Allora, sì, adesso che questa canzone dedicata a Teresina, che la faceva i vari lavori, come tutte le poesane, umili, abbastanza umili, insomma, la andava a lavare, stirare, cosire, però sempre con dignità, Le aveva sempre il suo tacchetto. Signori, e il tacchetto. Teresina, con la veste marroncina, col corpetto di veluto, Teresina te saluto. E con che tacchetto, tacchetto a mezza gamba, e tutti che domanda che bel mestiere la fa. E con che tacchetto, tacchetto a mezza gamba, e tutti che domanda che bel mestiere la fa. La fa la lavandara, la cose la sovesta, la mena il culo in banda e poi la se ne va. E con che tacchetto, tacchetto a mezza gamba, e con lo stacco in banda fa tutti lavorare. E con che tacchetto, tacchetto a mezza gamba, e con lo stacco in banda fa tutti innamorare. Olè!
è il maresciallo dei carabinieri de Paposse, e il vadrento incese insieme al brigadiere e il cata Don Antonio. E loro dice Don Antonio Xagallo, perché aveva il braccio ingessato, e dice so sbrissante il bidet. Raccomando, se sta a Gadrio, quanto gnale, un mese, dice, gli va fuori da Cesa, tanti auguri, salo. Ciò, dice il maresciallo, ma cos'è lo sto bidet? So che sappia mille, dice che 30 anni che ne avevo in Cesa. Al prete de Panarella gli grobava sempre i piri. Allora dice, voglio vedere chi è che mi roba i piri, e se sconde e vede uno tutto scuro che va su per l'albero, adesso penso mille, dice, e va là sotto, intanto che è sull'albero, e lo ciapa qui sotto, chietto, 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 Tony è il muto. Allora, sta canzone che è dedicata a un bel moro, che sì, perché era già sempre innamorato, nonostante tutto quello che faceva, è già sempre il suo bel moro. Dalla voce di Mirella e il mio moro. Moro, Mirella. Adesso le amiche le va tutte a mangiare fuori dall'ore sole, è vera? Gli va a mangiare la pizza, anche a Valtredove, era guarda, lì la ride, è vera. Pensa che a Butrighe le va in pizzeria ste due amiche, le va a casa a piedi, te fatto, di che dolori de panza, tutte e due, la dischia mi scioppa tutto e sento tutte le cinghie che smola, chi la dice, ascolta Saffigna, ascolta, andiamo in cimitero, è l'unico punto. E allora, non sa che entra questa, cosa si devo fare altri? Ma che entra niente questa, le dopo. E allora sa ste amiche, le scala su, cioè la dice Matti, con cosa stai strusito? Mi la dice con le mudande, alla bella ti è matta, ti e dopo le but via. No, le c'è un masso fiori questa qui. Alla mattina, i fai marichi scatta, ciò, ma clemate le nostre muglieri. Dove le andà? Che ieri sera la mia le new casa senza mudande. La tua? Pensa alla mia, la aveva un biglietto che zora, con scritto gli amici del bar non ti dimenticheranno mai. Allora siamo proprio in tema. Oh, de galline ne va tante questo qui, anche si imbalbava, dice,
quante galline gatto? Ah, ho più di 1000 galline, qualcosa alla mattina perché le vengono fuori che faccio co. E la sera perché le vaga su un po' naro che faccio ci. Ma ieri sera nata fa fatica perché l'indesse su un po' naro che faceva ci. Quasi tutte, solo 2 bastarde maledetti ieri sta fuori. E allora che faccio ancora con educazione ci. Guarda, mi rotto ben co. Gli è venuto fuori a tutte un'altra volta. Allora, a proposito delle galline, adesso cantiamo questa canzone dedicata proprio a un galletto che sicuramente la conosci anche voi altri, che è famosissima. E la canzone parla di questo gallo che tira il collo perché a far festa, la parona che tira il collo e le galline le diventano tutte matte. Me compare Giacometto. Tutte matte per la perdita del gallo, Legarotto e Caponaro, dalla rabbia che le cane, Legarotto, rotto e Caponaro, naro, dalla rabbia che le cane, Legarotto, rotto e Caponaro, naro, dalla rabbia che... Oh, questa qui diventa la nostra bandiera, signora, cara signora bionda da Portoviro. Portoviro un caela, giusto? O solo questa? Ah, da Cacepolo! Ma c'è l'accento teron com'è la maridao? No, parla. Benissimo, ma mia, con piacere per lei, anche per suo marito, ma voglio dire, la canna accento che pareva un fiastrano. Benissimo, viva il Veneto sempre. Ecco, e viva anche là, adesso arriviamo al punto della canzone. Si la parla di un strumento che fa girare il mondo. In provincia di Portotoli, a Gagnocca, è vera. Ecco. A Butrighe, a la sparpaiola, la barbaiola. A Paposse la bzabza. In Adri, a che? La no, le mosadito titasiche. La Sisampola in Adri, a Firenze Cicala, a Torino Yolanda. Guarda chi capisce, tu guarda tutti la televisione. Pensa che era una al Marcade Settimo la settimana passata con una bella gallina, la girava. E fa uno, signora, me la dà per 50 euro? Saccato chi cantiene la gallina, la disse. Per tutti gli altri la nostra grande... La Filomena!
la Filomena. Noi siamo quasi arrivati alla fine, che abbiamo ancora due canzoni, ma prima di questo ridemo la parola al dottor Antonio Ferri. Perché Antonio è qui! Allora amici, mi auguro che la serata sia stata di vostro gradimento, innanzitutto. Ho ringraziato il comune di Grugliasco, l'assessore, il sindaco e tutta l'amministrazione, perché organizzare una cosa del genere costa in tutto. Il teatro gratis, gli inviti che vi sono arrivati, e poi devo ringraziare anche una persona che praticamente mi ha dato un grosso aiuto economico. Non faccio nomi, però lo ringrazio di fronte a tutti voi. Grazie amico mio. Per poter continuare queste feste qui, bisogna che il comune di Grugliasco trovi il modo di gemellarsi con qualche comune del Polesine. Qui abbiamo 2 amministratori, il sindaco di Adria e la consigliera Bovolenta. Abbiamo il nostro assessore, il dottor Dario Lorenzoni. Io mi auguro che nell'arco di un anno o poco più possa praticamente scaturire un gemellaggio. Noi siamo già gemellati come banda musicale col comune di Portoviro. Mi auguro che da questa serata, che ho visto che siete stati tutti interessati, divertiti eccetera, possa scaturire questo gemellaggio, altrimenti non riusciamo più a fare gli spettacoli che abbiamo fatto questa sera. Invito sul palco la consigliera comunale Chiara Bovolenta e anche l'amico Tessarin. Ci ha accolto con la banda musicale a Portoviro nel 2012 e poi con una delegazione del sindaco Geremia Rirari sono stati ospitati nel nostro comune nel 2013. Grazie, è stata una serata, abbiamo passato 2 giorni, qui ci sono degli amici grugliaschesi che ancora oggi mi dicono ci hanno ricevuto veramente da grandi personaggi. Grazie Tessarin. Vuol dire 2 parole? Vi ho parlato prima, che vi siete un po' commossi, di povera gente, di gente che è venuta via col fagotto, come diciamo noi. Però ci sono state delle persone che negli anni 50 e 60 sono cresciuti per la loro intelligenza, la loro capacità e il loro modo di essere imprenditori. E questa sera vorrei invitare un amico qui, perché è giusto che lo conosciate tutti. È un imprenditore di grande successo nazionale e internazionale. Chiamo sul palco l'amico Giuseppe Boscolo. Giuseppe Boscolo così mi ha raccontato un po' la sua carriera. Noi ci conosciamo dagli anni 60, poi ci siamo persi di vista. Per oggi è uno di quegli imprenditori che praticamente credo che in Italia ce ne siano pochi. Lui lavora con officina metalmeccanica ma aerospaziale, fa pezzi di aerei e da 1 anno mi sembra fa anche i droni. Dico bene? Quindi questa è l'eccellenza che certe persone intelligenti, capaci, volenterosi ci sono riuscite.
Adesso c'è la seconda, la terza, la quarta generazione dove abbiamo famosi architetti, ingegneri, costruttori edili, abbiamo medici e quindi io credo sia un orgoglio di tutti noi, perché da quella povera gente che ho raccontato all'inizio della serata sono uscite delle persone magnifiche. E quindi Giuseppe è una di queste. A te Giuseppe. Comunque ringrazio il mio amico Antonio che purtroppo ha visitato anche la mia azienda e così ha deciso che questa sera dovrei essere qua. Comunque ringrazio tutti i polesani e io sono rimasto 63 anni che sono a Torino ma sono rimasto ancora a Veneto. E difatti c'è stato un periodo che nella mia azienda c'era 38 veneti. Lavoravano, adesso siamo più di 200, ma all'inizio 38 veneti e oggi ci sono ancora i figli dei veneti. Comunque è un sacrificio enorme perché per arrivare qua e dopo 7 anni che ero a Torino mi sono messo in proprio e oggi è 54 anni che faccio questo lavoro. Oggi lavoriamo, sono partito in una stalla di 50 metri, oggi siamo arrivati a 34.000 metri, tra qui e Novara, con 240 operai, tutti specializzati, circa una cinquantina di ingegneri a Torino e rimanente a Novara. E così è stata la mia vita, è stata una vita anche di sacrificio, diremmo. E ancora tutt'oggi, che ho 82 anni, ci sono dentro che lavoro. Vi ringrazio tutti infinitamente e spero di incontrarvi ancora perché ogni anno il mio amico è la seconda volta che mi invita. E così la mia vita, purtroppo la mia vita è stata anche una vita di lavoro, non sappiate che sia facile fare così. Vi ringrazio di nuovo, grazie a tutti quanti e a tutti gli amici di Portoviro. Doveva essere qui un'altra persona molto importante, però mi ha telefonato ieri sera che per motivi di famiglia non ha potuto essere qui presente, però lo voglio citare. È un signore polesano che ha avuto un'infanzia difficile, poi grazie a una zia che abitava a Torino si è trasferito con la mamma perché il papà non ce l'aveva e da ragazzino ha cominciato, dopo aver fatto le 3 avviamenti industriali, è andato a lavorare. Questo signor Giulio Bianchini si chiama, è di Brandizzo, è andato a lavorare come battilastra alla Bertone, aveva 18-19 anni, sacrifici lui, sacrifici la famiglia, si è preso un diploma da perito, all'età di 25-26 anni ha messo su un'azienda, lavora nel campo dei sistemi e macchine di produzione, lavora in tutto il mondo. Questo Bianchini ha aziende in America, Cina, Giappone, Polonia, Spagna, è una potenza industriale. Mi ha anche detto: Antonio, se hai qualche ragazzo ingegnere, falle fare il curriculum che io lo assumo. Quindi mi spiace che questa sera il cavalier Giulio Bianchini non sia presente, però voglio che meriti un grosso applauso. Adesso lascio la parola alla consigliera Chiara che ha qualcosa da dire, mi sembra, il signor Giuseppe. Buonasera. Tutti quanti adesso diranno: ma cosa c'entra la consigliera di Portoviro sul palco insieme al signor Giuseppe Boscolo? Quando Antonio Ferri è venuto nel mio comune e mi ha incontrato per questa serata, ci siamo guardati un po' e abbiamo detto: beh, io
posso venire con la mia delegazione perché è un onore. Però, Antonio, dimmi, tu raccontami, chi c'è, chi è stato che ha portato un onore grande alla nostra città? E la parola, il nome che è scaturito è stato subito quello di Giuseppe Boscolo. Allora, insieme agli uffici, sono andata subito all'anagrafe per studiare un po' le origini di questo signore Giuseppe Boscolo, nato a Caumarina da Braccianti, da Boscolo V e da Gardin Maria. Qui abbiamo un altro sindaco di Donada. E quindi, leggendo un po' e studiando tutta la sua vicenda, non solo umana, ma proprio di sacrificio e di aver portato onore alla regione Piemonte, però con l'ingegno e con le capacità, è il sacrificio i veneti e specialmente i polesani con la loro umiltà hanno saputo essere integrati in tutte le città perché primo il grande lavoro, il grande sacrificio e la disponibilità e l'amore verso il prossimo. Questo è stato proprio indicativamente il percorso del vero polesano. Naturalmente adesso nella città di Portoviro c'è economia e abbiamo veramente, la città di Portoviro sta indubbiamente avanzando economicamente, quindi non siamo più il famoso Basso Polesine, ma siamo il Polesine dell'est, del Levante, del turismo, del Delta del Po, dei posti meravigliosi che sicuramente voi quando ritornate li avete nel cuore. Ed è per questo momento, ed è per questo che la città di Portoviro leggo e dopo questa sarà la sua targa e sicuramente nel suo ufficio avrà un posto d'onore. La città di Portoviro al signor Giuseppe Boscolo, riconoscenti per aver contribuito ad ottenere un successo aziendale importante, mantenendo sempre vive le nostre radici, conservandone i valori polesani di sacrificio e di ingegno. La città di Portoviro consegna al signor Boscolo. Sono un po' commosso, scusate, perché è la prima volta che mi capita che il mio paese mi dà sto premio. Ci sono volute le donne. Grazie ancora e vi ricordo i valori che il signor Ferri sta portando avanti devono essere coltivati. Grazie. Serin, vuoi dire qualcosa? Consegno il portachiavi del comune di Portoviro. La chiave la prossima volta. Ma due parole sole, anche perché non sono più tanto capace di tenere in mano un microfono. Passati degli anni da quando non faccio più politica. E sono venuto qua nel 2013 per inaugurare la piazza dedicata al Polesine e poi per il gemellaggio dalle bande. E ho avuto un bel ricordo, ho trovato degli amici e delle persone, altre persone che abitano qua a Grugliasco e che sono di Portoviro e che ho rivisto anche stasera qui fuori. Per cui diciamo che vengo molto volentieri qua in questo paese. Ringrazio tutti e voglio complimentarmi con la nostra consigliera Chiara, che è stata veramente una bravissima portavoce del Portoviro. Grazie Tessarin. La serata prosegue
Io vi auguro una buona serata e grazie a tutti voi. Alla prossima. Mi raccomando, domani mattina Santa Messa cantata dai Bontemponi nella chiesa di San Cassiano. Non mancate. Grazie e buonanotte. Con tutte queste belle parole, se viene a riconfermare che i nostri immigrati, quando che si è trasferiti dalla loro cara terra d'origine, noi è andato a mandare la carità a nessuno, gli si è fatto sulle maniche, gli ha portato i valori, ma non so devo dirvi parole mie, parole che negli anni gli amministratori dei comuni lo ribadisse sempre. Per Nantri è un nostro grande onore e per Valtri savi che le vostre radici è saldamente legate a Nantri, che vi volemo bene. Nanina nanna, siamo in diretta TV, ma comunque dai, il bello della diretta. No? Non ho neanche pensato. Gavio in cestino? Ah sì, allora il cestino che chiedeva Antonio per la raccolta della beneficenza, te lo do subito, svuotalo un attimo, fuori programma, vabbè ti do il cestino Antonio, te lo passo subito, intanto che presento sta canzone, sta ninna nanna antichissima, che è stata raccolta a Papozze nel 1986 da due etnografi, Chiara Crepaldi e il professor Paolo Rigoni. La cantava sua nonna, sta ninna nanna, che aveva 86 anni, dalla voce di Loretta, che la vi spiega un attimo la canzone che dopo la vi canterà. Prego. E alla sera d'inverno asfaseva filò. La povera gente di campagna, dopo tante fatiche in ti campi, la scattava in stalla. L'unico posto un fiamanco freddo caghiera, perché scaldà da fiar le bestie. Axì, uomini e donne insieme, e lavorava da nuovo. Chi a rammendare, chi a aggiustare gli attrezzi di lavoro, ascoltava novità e storie. Si intonavano qualche canzone, si giocava a carte, se che contava le foglie i putei prima della buonanotte. A me ricordo che gli era menona, che ai più piccinini, chi ne voleva indormessarsi, la che cantava sta canzone. Nina, 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 na, nina, 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 na, feve un suni e contente la mamma e contente la mamma, il papà ancora e contente la mamma e il papà ancora feve un suni e che le quasi ora e che le quasi ora di dormire e che le quasi ora di dormire feve un suni no non fe ve lo più dire
paron del paradiso, sa fosse mi, paron del paradiso, neanche nave e c'ha vorrei alloggiare delle belle putele, vorrei alloggiare delle belle putele, le donne marida delle più belle. Nina, 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 na, nina, 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 na, feve suni e con tente la mamma. Nina Nina, la voce di Loretta, cullatrice Luciana. Ed è sabato sera e arriva la posta. Chi è che tocca la posta? Chi è che tocca la posta? Chi è che tocca la posta? La posta sta bionda signora qua. Una fotografia di me nudo. La cartolina del nostro gruppo. Dopo anche nudo la riaccetta volentieri. Aspetta che dà un bacio, voilà. E adesso, prima dell'ultima canzone, prego, mi serve una colomba, vieni con me, vieni. Chi gala andare in netto adesso? Ah, stiamo piano. Basta. Allora, sto saluto, prima dell'ultima canzone, l'ho scritto tanti anni fa, e mi ricorda mia nonna, che stava in Canareo, Butrighe, e la diceva, quando va via una famiglia, tutti siga con la valigia di cartone, perché se si voleva tanto più bene di adesso, no? Se si aiutava e via. Speriamo che arrivi ancora a quei tempi lì, perché con tutte le brutture che vedremo, chi ne insemni la testa in tutti, ma vuol farne diventare matti anche, però se vede ancora qualcosa di ben in giro che via avanti, speriamo in quello. La parla più di me però questa qui, A te assumementi buon temponi, Marisa, come zamito? Alba, mi sono sbagliato, codice fiscale? Vabbè. E allora, prima dell'ultima canzone, sto saluto e dopo per darsi la buonanotte, sa? Portiamo pazienza, ma è finita questa, è stata una bella serata. Piacerebbe che durasse di più. Allora, che quasi mezzanotte, sa? Domattina che abbiamo da fare la messa, Panaro, abbiamo anche da dare la comunione. Mi dispiace che sono via. Appunto, mia figlia a Cuneo. Vabbè. Vabbè, prego musicisti. Ascolta bene. Notte cristiana, per stasera basta, e se Dio vuole, ascatteremo domani. Notte cristiana, e col saluto antico del filo, la gente instala is da sé la mano. Notte cristiana, quando importava in netto bracciacolo, comparo de storielle, e col segno della croce che me mare l'anfasia quella ni solo. Notte cristiana, adesso che segniamo più buoni salutarsi e l'è messo in tel canton a fare il filò con la televisione, che dopo avermi mattonì la testa de storie e de gente, anche la saluta, ma gli erente. Non che neanche il can, che il vedaga la mano e che il vediga notte cristiana. Grazie Grugliasco, grazie Polesani, grazie.
alla chitarra il maestro Sergio Salmi, alla fisarmonica il maestro Remigio Zambotti, alla regia audio e luci Nicola Donà, Andrea Leccioli e Beatrice del Teatro Le Sarre. E tutti insieme e la nostra mascotte Luca. Vi ricordo, dopo lo dico, Viento ora sotto la pergola, e vinco la chitarra, e vinco il mandolin. Viento ora sotto la pergola, e vinco la chitarra, e vinco il mandolin. Mi si cavegnaria per farti compagnia, me mamma la me cria, me mamma la me cria. Mi si cavegnaria per farti compagnia, me mamma la me cria, e cavallo al volo. Viento ora nel mezzo dei tuoi campi, te lago 5 franchi, te lago 5 franchi. Viento ora nel mezzo dei tuoi campi, te lago 5 franchi, e poi ne penso mi. E ti te la cite, e mi me la godo, e questo è il modo, e questo è il modo. E ti te la cite, e mi me la godo, e questo è il modo per fartela ciccare. Viento ora sotto la pergola, e vinco la chitarra, e vinco il mandolin. Viento ora sotto la pergola, e vinco la chitarra, e vinco il mandolin. grazie Grugliasco! Vi ricordo, domani sera siamo a Beinasco in Piazza Veneto, lunedì siamo a Settimo Torinese in Via Europa, martedì... Come no? Ascolta, possiamo dire una bugia subito? Dimmi, Antonio. 2? All'uscita c'è la cesta? Sì, all'uscita c'è la cesta, quello che date quest'estate alla serata d'onore gli daremo in beneficenza insieme a Babbi Natale, Befane, tutto quello che va bene. Se vi interessano i CD ne abbiamo 4, il quinto viene, è pronto? Ascolta, parlassi ore, non posso più. A Natale esce il quinto. Grazie ancora, a domani in chiesa alle 10, un abbraccio, un bacione a tutti.